Sveva, insultaci, è la puntata 100, insultaci. No, io insulto soltanto te. Perché insulti? Perché insulto te? Perché vi ho preparato una sorpresa e tu invece di apprezzarla sei stato il solito ingrato. Ma no, io faccio le critiche costruttive per migliorare quello che si fa. Ma io non devo migliorare niente, tu ti devi migliorare. Io devo migliorare tanto, Assolutamente. ma anche come conduttore. Ma guarda, quella è l'ultima delle cose. Quindi sono un bravo conduttore. Ma non sei una brava persona. Ma sono un bravo conduttore. Ma meno. E sono un bravo conduttore. Poco. Questo è proprio un mondo al contrario. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti, ai nostri amici ascoltatori, soprattutto ai più fedeli di questa trasmissione. Qui a parlare a voi è sempre il solito Marco Rubeo con il cugino Vittorio, qualcuno lo chiamerebbe Vittorio Pablito Las Mujeres, ma io qua lo chiamo per quello che è, ovvero Vittorio le donne. La rockstar. La rockstar. Beh, fammi dire, cugino, che comunque quello che è stato detto nella sigla è assolutamente tutto vero. La regia Cioè che sono un bravo assolutamente conduttore. ragione. Io ho sentito poco, dai, poco. Poco. Aspetta, fammi presentare il nostro ospite, che è la persona Ormai qui altro che probabilmente ospite, dai, ormai è diventato praticamente un membro che fisso, prima era dai. ospite, ma ora lo possiamo dire, è co-conduttore con noi in queste ultime puntate di questa terza stagione, Emanuele, in arte Signor Talebano. Buonasera a tutti. Non potevi farmi insulto peggiore di questo, cioè far parte di questa trasmissione per me veramente è una cosa che mi fa perdere tantissimi punti aura. 100 puntate, ragazzi. Signori, ma dove siamo arrivati? E cosa abbiamo fatto e quanto possiamo ancora fare schifo? Signori, dopo 2 anni e mezzo siamo arrivati alla fine della terza stagione, festeggiando la puntata numero 100! Mamma mia. Un applauso ai barbari eleganti! Sarebbe bello se ci fossero qui anche Scogna, anche Gaz, ma purtroppo lavorano, a differenza nostra che nella vita non facciamo un cazzo e siamo qui a divertirci una volta alla settimana, a cazzeggiare, grazie a questa radio che ci dà l'opportunità di farlo. Un applauso alla redazione di Barbari, di Radio Libertà. Grazie a questa radio che ha creduto in noi fin dall'inizio, grazie al direttore Cainarca, poi al direttore Sallusti, grazie perché avete fatto qualcosa che logicamente, razionalmente sarebbe impensabile, ma voi avete voluto credere in noi. Noi vi abbiamo deluso in tutti i modi possibili, ma avete deciso, non si sa per quale motivo, di lasciarci qui e dopo 2 anni e mezzo siamo qui a festeggiare la puntata numero 100. Cugino, che esperienza è stata. Che emozione, cugino. Ripensando, mentre stai parlando, ho ripensato un po', mi sono passati davanti agli occhi tutti i momenti che più adesso belli, rivedremo, più i più bei momenti dei barbari eleganti, più epici di questa gloriosa trasmissione. Esatto. Possiamo dirlo, abbiamo fatto tanta strada, ancora tantissima è da fare, però è stato fino ad ora un viaggio bellissimo, cugino. Un viaggio bellissimo. Signor Talebano, lei, a parte in quest'ultimo periodo, non ha mai fatto parte della combriccola dei barbari, però ha sempre lavorato dall'esterno, ha creato le sigle con me, mi ha aiutato a cercare le notizie, insomma, lei è sempre stato dietro nelle retrovie, ma comunque ha visto tutte queste 100 puntate dei barbari. Che ha da dire? Sono orgoglioso comunque di questo programma, perché siamo riusciti a fare sempre più schifo ogni puntata.
È veramente un traguardo incredibile essere riuscito ad arrivare a 100 episodi senza denunce, querele, problemi penali. Quindi sono orgoglioso comunque di questa cosa. Spero di poter fare ancora peggio nelle stagioni a venire. Esatto. Bene, allora io non perderei ulteriore tempo, andrei subito con un montaggio che abbiamo preparato io e il signor Talebano, che rappresenta i 15 migliori momenti dei Barbari Eleganti, di queste prime 100 puntate dei Barbari Eleganti. Andiamo subito con i migliori momenti dal 15 all'11, facciamo 5-5-5. Se la regia può inquadrare lo schermo. Benissimo, partiamo con dal 15 all'11. I nostri onorevoli, i nostri senatori perdono del tempo a litigare su chi cazzo deve presiedere il Napoli Parlamento. Ma ci rendiamo conto? Il Parlamento andrebbe abbattuto. Vai, facciamo spiegare la tua teoria, vai. Spiegatemi cosa serve il Parlamento. Spiega la tua teoria, Non serve a nulla. Salutiamo tutti i Non serve a nostri nulla. deputati, Ed è per i nostri questo che senatori che dovrebbero sono lì che abolire lavorano le libere e fanno- elezioni. No, Non è hanno la senso. Madonna. Ovviamente sta cercando di imitare Beppe Grillo, ma cioè, Vai a cagare tu e Beppe Grillo. Io non sono un pilota di rally. Mamma mia, Lasciando a parte- Scognaglio. un tuo parere sincero su quello che è successo a Lollobrigida. Stiamo parlando di un ritardato. Il treno era in ritardo, era già in ritardo di 40 minuti. Fascista. No, è il treno che una il treno che non era una volta in epoca in epoca fascista arrivava in fascista orario, arriva sempre in adesso orario, invece era in adesso invece- ritardo. Esatto. E raccomandato. E vabbè, questo sì. Vabbè. Io vi ho fatto una domanda. Sì. Secondo voi è stato Bin Laden a tirare giù le due torri? E il fatto che Sono lei ci faccia stati questa Lindo e domanda, Rosa. si suppone Sono che lei stati- pensi che non sia stato Bin Laden. Che siano stati poteri forti, io non so adesso a lei cosa si riferisca, però No, sinceramente mi sto riferendo a quel eh. buco di 5 metri nel Pentagono che un aereo di 34 metri non lo può Ma fare. però, mi scusi, Dovrebbe abbia farlo un po' pazienza, più ma grosso. io vorrei capire a livello psicologico cosa spinge lei alle 17:40 di un lunedì sera a chiamare i Barbari Eleganti, noi che siamo 3 scappati di casa, e farci una domanda del genere. Cioè, ci spiega il motivo di questo intervento? E E poi- anzi, no, aspetta, io prima faccio un invito, la invito a scusarsi Ci sono, pubblicamente per la bestialità che ha detto, perché Queste ci sono content. 2500 morti durante l'11 settembre, ma si vergogni. Noi qua non abbiamo tempo da perdere, quindi ci risponda No, in modo voi secco. siete- Lei voi crede siete che non sia dei stato Osama bunker, Bin Laden a bombardare pagati le da Torri Soros, Gemelle? magari. Tu di Gaza devi C'è una- scusarti anche c'è perché una signora- coccoli queste signora- scimmie. c'è Le una- coccoli tu queste scimmie. C'è una signora- Le coccoli tu queste scimmie. Chiedi scusa. Questa qui è una cosa assolutamente assurda, che in un paese civile che l'Occidente non avverrebbe mai una condanna a morte perché un rapper critica il governo. È una vergogna, e continuo a ribadire il mio invito a Khamenei di provare il suo primo amplesso omosessuale con un razzo del culo ed essere spedito in orbita, perché questo è quello che si merita, e basta. Calma. c'è uno Abbiamo che- Donald non so, Trump in radio è direttamente. uscito- Buonasera, no, Donald. ma sai che Good sembra? evening. Sai che sembra? Good morning Iran! Pazzesco. Come ci si sente dopo 20 anni ad avere un po' di democrazia di nuovo in Medio Oriente? Come funziona qua? Allora, va bene, grazie, Donald. È una vergogna tutto questo. Eccoci qui. Fammi dire una cosa, cugino. Cioè, qui si evince assolutamente che senza di me, senza quel troll maledetto di Luca Scognamiglio, e diciamolo anche, i grandi interventi del signor Talebano, che quelle volte che è venuto ha sempre lasciato il segno,
questa radio, questa trasmissione sarebbe una noia mortale, una palla unica. Ma assolutamente. Ma abbiamo visto dei momenti bellissimi. Il complottista che ci dice che siamo dei debunker pagati da Soros. Quell'altro Gaz che insulta. Abbiamo un intervento sorpresa. Chissà chi è. Buonasera. È una vergogna che voi andiate ancora in onda il 14 luglio 2025. Cioè, secondo me, io faccio un appello a tutti gli ascoltatori, alla redazione, alla regia che è tanto paziente, che ogni volta vi lascia andare in onda. Boicottiamoli questi barbari eleganti, boicottiamo quei tre lì che stanno a fare i pagliacci, è una roba allucinante, mondo al contrario. Guarda, se prima avevo dei dubbi, ora che hai detto questa frase sappiamo perfettamente chi sei. Sono un ascoltatore di Radio Libertà. No, di odio. Tu sei l'uomo che ha reso possibile tutto ciò parlando con la redazione di questa radio. Assumiti le tue responsabilità, Gaz. Assolutamente no, non conosco neanche Gaz, poveretto, non lo vedo neanche lì in onda, probabilmente sarà scappato via. Ecco. Io mi chiamo Andrea, ripeto. Sì, in Nicaragua sei scappato via. Esatto, io vengo dalla Colombia. Dalla Colombia, bellissimo. Sì, lì vicino. Dai, fai un commento per il fatto che siamo arrivati alla puntata 100. No, è una roba imbarazzante, cioè che commento devo fare? Vergognosa. Cioè, è una vergogna, proprio un mondo al contrario questo. Ma io non ho parole. Non ti ha un po' migliorato la vita, soprattutto professionale, fare 3 anni di barbe eleganti? Assolutamente no, è proprio l'esatto contrario. Io penso di aver fatto delle cose belle nella mia vita, però tutti mi ricordano che puntualmente ho fatto i barbari eleganti. Sono marchiato per aver fatto quella roba lì. È il destino delle rockstar. Vorrebbero essere ricordate per certe canzoni, invece sanno ricordate per quelle più commerciali. No, assolutamente no. Io il giorno di questo così. Ma sei resa possibile, sei stato tu a darci uno spazio. Amnesia. Che vuoi fare? Rimanere o ci saluti e basta? Censurarvi. Ecco, perfetto. Ultima battuta allora? No, l'ultima battuta l'ha fatta ieri Sinner vincendo a Wimbledon. Ecco, perfetto. Bene, salutiamo Gaz. Che saluti. Ciao. Ciao Gaz. E andiamo con la prima canzone, che è la canzone più appropriata. La versione 2025 di Vita Spericolata di Vasco. Che angoscia. Basta, a dopo. Vero. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dopo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come l'estate a bere del whisky al Roxy, o forse non ci incontreremo mai. Ognuno ricorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli. Voglio una vita
esagerata, voglio una vita come Stephen Queen, voglio una vita che dura per tardi, di quelle che non dormi mai, voglio una vita, la voglio piena di guai, e poi ci troveremo come sta a bere dei whisky al prossima, forse non ci incontreremo mai, ognuno a ricorrere i suoi guai, ognuno il suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i cazzi suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. E rieccoci dopo Vasco con la sua nuova versione di Vita Spericolata, che però era adatta alla situazione. Allora, adesso vi lancio questa esclusiva, Il cugino Marco aveva detto all'inizio di questa avventura, di questa disgraziata trasmissione, che le canzoni da portare potevano essere dai 2, 3 massimo di un artista. Oltretutto aveva rotto i coglioni proprio fortemente a me perché avevo portato i Ramones in 2 un mese, puntate di 2 seguito. volte. Ecco, questo qui porta una canzone di Vasco Rossi ogni 3. Ma non ne possiamo più. Ma non è vero, era da 2 mesi che non la anche la regia, portavo. guarda, non ti sopporta più. Io non ce la faccio più, Ecco. veramente, non riesco. Ma tu sei mai stata a esatto. Campovolo? Sì, io sono E stata allora a devi Campovolo stare zitta, non 10 puoi, anni fa, non puoi 10 parlare di anni questo fa. argomento. Io Non lo puoi parlare, tu non ne capisci puoi che parlare. Continuo a dire che C'è ci disonestà sono intellettuale artisti così. e artisti. Sei Io so disonesta. benissimo. Ma tu sei un disonesto. Sei disonesta. Sei ridicolo. Sei disonesta. Sì, vabbè, Abbiamo una lascio regista parlare. disonesta. Perdonatemi, chiudo qua la discussione. Io sono molto egocentrico e megalomane, come lo è tutta questa puntata. Io direi di mandare avanti la nostra top. Esatto. Dalla numero 10 alla numero 5. Aspetta, forse abbiamo subito un'altra chiamata, così poi andiamo con buonasera. È un attimo, ok, ti do il tempo. Buonasera. Mia, che professionalità, cugino, che hai. Lascia buonasera. 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 Oh, Lisetta, salve. Buonasera, Lisetta. Salve ragazzi. Allora devo rispondere naturalmente all'urlo della foresta, che siete voi. Allora, sempre sulla guerra Turchia e Israele, perché mi interessa questa roba militare qua, cosa volete? C'è un piccolo dubbio su questa cosa qua. Allora, la Turchia secondo me non è ancora pronta a fare la guerra a Israele. Ma cosa succede? Israele è ancora meno pronto a fare la guerra alla Turchia. Non da ultimo, anzi per primo, perché la postura dell'America sarebbe molto diversa nel caso in cui Netanyahu bombardasse Ankara anziché Teheran. Allora, secondo me lo Stato ebraico ha vinto la guerra contro la Repubblica Islamica solo perché ha portato dalla sua parte la superpotenza. Nella guerra contro la Turchia non gli riuscirebbe perché Erdogan nasconde sotto i baffi imperiali la proverbiale Trump card. Allora, Donald Trump non sacrificherebbe mai Israele per la Turchia, ma non potrebbe neppure permettersi di sacrificare la Turchia per Israele, a differenza dell'Iran, secondo me. Meglio, non butterebbe mai Erdogan dalla torre per salvare Netanyahu. Il presidente americano lo ha già comunicato pubblicamente al primo ministro israeliano: posso risolverti qualunque problema tu abbia con la Turchia. Erdogan è di un altro livello, secondo me, geopolitico, perché incarna lo spirito di un popolo. A differenza dell'Iran, la Turchia combatterebbe la guerra di Israele per vincerla, ragazzi.
E poi devo aggiungere anche un'altra cosina. State rovinando la lingua italiana, ragazzi, tutti voi ragazzi giovani, per tutto questo inglese. Tutto qua. Vi saluto e buone vacanze. Grazie signora Lisetta. Sì, stiamo rovinando la lingua italiana, ma penso non solo per l'inglese, ma proprio per le cose che diciamo. Perché siamo solo degli ignoranti, la verità è questa. Andiamo subito con Vai. continuiamo con la top 10 dal numero 10 al numero 6. Vitto, voglio farti una confessione. No. Sono fascista. Ebbene sì, sono fascista. Allora, Lo sai? allora, Ovviamente sto scherzando, Noi ci dissociamo assolutamente dalle parole di questo troll. Ovviamente sto scherzando. No, è fantastico, perché a partire siete bravissimi, ma siete riusciti a sparare talmente tante cazzate da fare il video al video. Sì. Soprattutto 4, poi andavate avanti 2 ore. Basta, chiuso, finito lì. Complimenti. Grazie. Buona serata. Ha estremamente ragione e soprattutto la persona alla mia sinistra è una persona che è nota e famosa per le stronzate che Ma allora, dal peggiore troll. Io volevo parlare di un argomento, in particolar modo volevo sapere l'opinione di Vittorio, dato che si parla spesso delle donne, violenza contro le donne, eccetera. Sì. Ecco, a me nell'intimità piace essere trattata male, ma questa è una cosa che piace alla maggior parte delle ragazze, piacciono gli schiaffi, piacciono gli insulti. Questo è buono. Insomma, Questo è buono. Adesso capisco perché tu voglia parlare con Vittorio. Cioè Giulietta, sostanzialmente ci stai dicendo che a te nell'intimità piace ricevere degli schiaffi o comunque una leggera violenza. Assolutamente, quindi io penso che le donne in fondo c'è comunque questo desiderio che prevale nel momento dell'intimità, è una cosa che abbiamo proprio dentro di noi in quanto donne, nel questo è nostro gene. interessante. Mi chiamo Concetto detto Rapace. Concetto detto Rapace. Detto Rapace degli amici perché ho un problema alle unghie, e mi crescono e ogni volta devo andare in officina a tagliarle. E per cui ti vanno l'antitetanica prima. Così. Allora, qua in Alta Lombardia abbiamo un reddito troppo basso e con quello di cittadinanza non arriviamo neanche al 2 del mese. Non c'è più, la Meloni l'ha tolto il reddito di cittadinanza. Ancora per poco, da gennaio lo toglie, da gennaio non c'è più. E allora cazzo, come mai mi arriva ancora sta miseria di 1.200 euro al mese? Miseria di 1.200 euro al mese non penso sia proprio una miseria. Per tanti operai, per tanti lavoratori che se li sudano quei soldi, mi sembra un po' ingrato da parte sua definirla così. Ma scusate, perché dare il Don Perignon a un bambino vi basterebbero voi? Io, se devo dire una cosa, usarli per andare a trans non mi sembra un insulto, ma anzi, per me può essere un'opportunità. Cioè, ecco, esatto. A scuola intendevi? Ma sì, cioè, chiunque nella vita non ha mai sognato almeno una volta di andare a trans. No, vabbè, dai, adesso mi sembra un po' Meno male esagerato che ci sei questo. tu, Marco, meno male. Ma scusa, io penso che nella vita vada provato tutto, quindi se uno vuole andare a trans, ma vada pure nel bagno gender neutral, ma vada pure. Guarda, possiamo inquadrare la faccia di Gazzola e vedere. Allora, per chi non sta vedendo la scena, Vittorio si sta tagliando i baffi in diretta. Non so se l'inquadratura gli rende giustizia. Una scena veramente importante. Gazza è scandalizzato. La cosa più divertente secondo me non è Vittorio, ma è la faccia di Gaz di disapprovazione. Però posso dire che è la giusta ricompensa per tutte le battute di merda fatte quest'anno. Esatto. Quindi Gaz, ti becchi Vittorio questi Ma guarda, la nuova chi la vuole aprire? Fate sentire. Oh, Madonna! No! Oddio! Non era programmata. Non era programmata. Dio mio, qui abbiamo distrutto la redazione.
Momenti straordinari, cioè si va via via sempre di più sui momenti più belli. Noi che allaghiamo la redazione stappando lo spumante, Giulietta da Milano che chiama per dire che le piace la violenza. Concetto Rapace, ma quanto è stata bella tutta la lore di Concetto Rapace. Concetto Rapace è ancora in galera in tutto ciò. Sì, non lo so, perché da un po' che non si questo può non chiama più. sentire. Secondo me gli hanno In galera. non è quello che fa i TikTok in galera, No. non è il nostro amico. È ancora ci aveva mandato un audio una volta che avevamo mandato in onda, poi basta, cioè probabilmente lo hanno fatto fuori in galera, non Probabilmente. lo so. O è evaso. Purtroppo, come dico evaso, Pandetta, non ha il telefono in cella, quindi non... No. Ma quanto poi il momento più alto, Vittorio a fine stagione che si taglia i baffi. L'anno prossimo li facciamo direttamente tutte quanti lo scalpo, proprio così. Esatto, Addio ma capelli, assolutamente addio no. tutto. Il dottor Fertonani che dice i bagni in boccone per andare a trans sono ottimi, perché chi nella vita non ha mai sognato di andare a trans? Concetto che condivido pienamente, tra l'altro. Concetto non Rapace. No, concetto del dottore lo condivido. Penso anche Vittorio sia a favore. Assolutamente sì. Ma la cosa divertente è che poi qua in radio ce l'hanno detto, hanno continuato a dirlo per 2 anni, voi siete quelli che hanno allagato lo studio. Bellissimo. Ma poi non lo so, cioè anche quello che abbiamo messo all'inizio, l'ascoltatore che qualche puntata fa, anzi più precisamente il 26 maggio, perché ero a Bibbione al concerto di Vasco, ha chiamato per insultarvi e dirvi avete sparato solo stronzate. Ma quanto è bello un ascoltatore che chiama solo per insultare i conduttori? Cioè, io penso che poche trasmissioni in Italia possano vantare questo. Ma la verità è che andrebbe fatto tutte le puntate, perché ce lo meritiamo. Tra l'altro io comunque devo fare i complimenti a Scogna perché ha fatto coming out. Certo, non è stato molto dignitoso quello che ha detto, però devi avere il coraggio di fare coming out, che è una cosa che in Italia forse per le motivazioni che ha avuto lui lo fanno troppo spesso e troppo volentieri anche. Però veramente una trasmissione pietosa, riprovevole. Ma dai, siamo simpatici tutto sommato. Almeno siamo simpatici. Almeno quello, dai. Scherzare, diceva qualcuno. Esatto. Gino, un ultimo commento prima di andare con la seconda canzone su questo che abbiamo appena visto. Ma guarda, a parte Scognamiglio e il suo solito trollaggio incredibile. Hai dato freddo quando hai detto sono ti sei vista la gocciolina. Allora, la settimana dopo avrei dovuto iniziare con la nuova trasmissione. Proprio la cosa migliore che iniziare con il troll che ti dice certe cose. Sai cosa quindi... manca? Il codice penale. Codice penale, una volta vero. ci lasciavano sempre col codice vero. penale. Poi qua hanno perso le speranze e hanno detto iniziamo ad assumere qualche avvocato in più così ci portiamo avanti. Andiamo con la seconda canzone, i Red Hot Chili Peppers con Warped. I'm pretending to be strong and free. From my dependency, it's love, baby.
E rieccoci con la puntata 100 dei Barbe Eleganti, assolutamente autocelebrativa, dopo i Red Hot Chili Peppers con Warped. Cugino. Chi considera questo il peggior album dei Red Hot Chili Pepper ovviamente non capiscono un cazzo di musica. Vabbè, sempre molto diplomatico come sempre, ma non perdiamo ulteriore tempo e andiamo subito con quella che secondo me è il signor Talebano, ma penso che sia condivisibile da tutti gli affezionati dei Barbe Eleganti, sia senza dubbio la top 5, i migliori 5 momenti di queste 100 puntate dei Barbari Eleganti. Se la regia può inquadrare lo schermo, benissimo, si va. La nostra ospite, se ti vuoi presentare. Ciao a tutti, io sono Miss Elisa, detta anche Eliniat sui social. Ok, e chi abbiamo qua? Questo è il mio cane. Ok, perfetto, bene, iniziamo benissimo. Allora... No. Piano. Com'è? No, tranquillo, vai. Aspetta. Che confusione pura. Lato in mani che ha fatto il ministro Franceschini. Scogna, cioè, ti sembra normale una roba del genere? No. Dici un po'. Piuttosto che processare e chiedere il carcere per dei ragazzi che hanno fatto una troiata enorme per cui devono pagare andando a imbrattare Palazzo Madama, chiediamo il carcere per Franceschini e tutti quei coglioni che hanno ma cosa dici? Sì a una proposta del genere. No. Siete dei coglioni e io mi dovete pagare per questo. Mi dissocio. Scogna senza freni e... Ma mi dicono dalla regia che abbiamo in linea il nostro ospite. Buonasera. Chi è il nostro ospite? Buonasera. Allora, buonasera e bentornato al nostro amico Filippo Leon. Dove sei? Dove ti trovi? Da dove chiami? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Sembra un inviato di SkyTG. Perdonate un po' il rumore di sottofondo. Oggi abbiamo visitato tantissime realtà, tra cui università, con un'altissima presenza, tra l'altro musulmana, in particolare beduina. E cos'è che abbiamo scoperto? Qual è la più grande differenza che abbiamo voluto constatare rispetto all'Italia? Che qui la poligamia per loro è consentita. E questa è la grande differenza che dobbiamo portare in Italia. Ottimo. Allora, noi un mese fa ovviamente fa cagare come ogni cosa che proponi tu, un mese fa Scogna. abbiamo parlato dell'approvazione dell'Unione Europea all'utilizzo di farine derivate da insetti, grilli e bestie del genere come a fini alimentari. Benissimo, oggi ci sarà l'assaggio ufficiale del primo hamburger italiano fatto con farina di grillo. Assicuriamoci che Vittorio sia almeno a 30 centimetri dall'hamburger. Quella volta in cui parlavamo appunto delle farina di grillo, tutte queste robe qua che l'Unione Europea vuole imporci, io dissi in tempi Questa non puntata sospetti, resterà nella storia, ragazzi. io dissi che avrei denunciato la persona che sarebbe messa a mangiare. Qua! Perdonatemi. Eccolo qua! Allora, un panino normalissimo. È un panino normalissimo. Mamma, mi ha anche sporcato tutta la giacca. Sì, ma non ti asciugare su di me adesso. Sei pronto, Scogna? Allora, aspetta. assolutamente sì. Grazie. Assolutamente sì. Vai però che il tempo sta per scadere dell'Instagram Stories. Vai. No. Ragazzi, un giudizio? Sento il grillo. Beppe? Questo è terrificante, scusate. Ora la sua storia è proprio assurda. Durante il governo Trump ci sarà un presidente che non ti quante... piace, ma noi dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti sono i nostri primi alleati e che soprattutto tu non è... però Va bene che è detto da un filo russo come te che non vuole negare le responsabilità di Putin. Che siano guerrafondai lo sa tutto il mondo adesso, non è che servo io a dirlo. Cioè, ma guerrafondaio contro chi? Ma dai, ma smettila. Contro nessuno, infatti, non ha scatenato nessuna guerra, sono sempre stati quelli più pacifici, piaci vinti. Ma certo, giustamente hanno buttato giù un terrorista schifoso come Saddam Hussein e hanno fatto assolutamente bene, scusami. L'unico presidente degli Stati Uniti che negli ultimi anni si è impegnato per non fare la guerra è stato Donald Trump. Ma infatti, ma se nuclearizzavi l'Iran era un'altra cosa positiva, dai. Il miglior presidente americano della storia è stato il grandissimo George W. Bush,
grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Gli Stati Uniti negli ultimi 50 anni hanno avuto Ronald Reagan e Donald Trump e tu dici che il migliore è Bush, che pure dagli stessi repubblicani è visto malissimo. Un Ma cosa eroe, dici? Ma che un eroe, il eroe? figlio prediletto del Texas. Ma un eroe. dai. Dire che comunque Cioè, uno meglio stato di è Ronald guerrafondaio non è una cosa brutta, eh? Cioè, non vedo la parte negativa nell'attribuire agli Stati Uniti d'America Fermi tutti! Prima di commentare noi quali sono questi migliori 5 momenti, vorrei farli commentare alla regia. Te che non hai vissuto in prima persona, a parte quello del Phil, questi momenti. Soprattutto in riferimento al numero 1, però anche gli altri. Perché abbiamo visto la faccia della nostra regista che man mano che si arrivava dalla quinta alla prima si scandalizzava sempre di più. Ma allora, cosa dire? Conoscendovi ormai ragazzi, io non sono più scandalizzata di nulla. Oggi, posso dirlo io, che non l'ho mai detto, chiedo alla redazione di eliminare questo programma. No! Sì, l'ho detto perché è un calvario. È un calvario. Qui in regia è veramente un calvario. Però Hashtag Frisveo. Frisveo, esatto. Quello che posso dire è che secondo me nella quinta posizione, quindi la cara Miss Elisa, secondo me era da mettere un po' più su nelle posizioni rispetto guarda, io e il signor tutto Talebano resto. ci abbiamo pensato molto. Il fatto che questa top 5 è talmente bella che ognuna di queste posizioni poteva essere interscambiata. Sì, perché la verità è che la puntata con la Mistress è stata probabilmente la nostra prima puntata con un ospite fisico qua in trasmissione. Sì, ma la di numero livello. 4 c'è Scogna che chiede il carcere per Franceschini ed è stato l'inizio dello schifo. Cioè, Esatto. perché quella è stata la prima volta che siamo andati sopra le righe. La prima volta che siamo andati sul penale. Cioè, si è creato un precedente e da lì è sempre degenerata di più la situazione. Possiamo Forse dirlo. anche troppe. Scogna che all'inizio della prima stagione chiede il carcere per Franceschini, secondo me è stato il vero inizio dei Barbari Eleganti. Secondo me è stata anche la prima volta che una persona ha chiesto il carcere pubblicamente per un ministro, cioè in diretta radiofonica italiana. Io non penso sia mai successa una cosa del genere. Ai tempi del governo Berlusconi se ne è detto ben Vabbè, di peggio. non mettiamo il buon Silvio in mezzo. No, ma la cosa che fa più ridere di tutti, secondo me, riguardando queste clip, cioè Luca Scognamiglio, vediamo un piccolo dietro le quinte che nessuno sa. All'inizio doveva essere quello del gruppo moderato, pacato, la parte un po' più ragionata e ragionevole di questa trasmissione. Si è rivelato probabilmente il peggiore di tutti. Sì. Perché quello che ha fatto lui potrà chiedere il carcere, ma non solo per Franceschini. La cacciara per altri. e i reati scaturiti dalla volontà del dottor Scognamiglio. Cioè, ci sono pochi precedenti in Italia per questo. E poi se possiamo dire il filo collegato da Israele, cioè i Barbari Eleganti con per il il giubbotto sociale. antiproiettile! Cioè, quello è un capolavoro. L'hamburger di Grillo, momento altissimo. Sì. Cioè, mangiare l'hamburger di Grillo in diretta, anche lì veramente è stato... Col governo italiano contro la farina di Grillo. Esatto, è stato un Così momento almeno pietoso. qualcuno non chiama per dire che siamo i propagandisti della Meloni, del governo. No, quando noi siamo contrari abbiamo il Ma coraggio. noi non eravamo i di andare debunker pagati da Soros. Certo. Beh, signori. E fammi dire, aspetta, Certo. premi prendere una piccola rivincita e vendetta a chi mi dava del pazzo, chi diceva Trump è un pacifista, Trump non Vabbè, aveva fatto no, nulla. no, Adesso no, che Trump poi ha questi adesso giustamente iniziano a bombardato, chiamare Chiedete scusa al sottoscritto. Tengo a precisare che qua nessuno ha mai chiesto la pace in Medio Oriente, sia chiaro. Da lei, signor Talebano, assolutamente no. Cugino, io ho sempre sostenuto Donald Trump e continuerò a sostenere Donald Trump, ma per motivi diversi da quelli che ha detto Gaz. Sicuramente la pace nel mondo non è uno dei motivi per cui sostengo Trump. Allora, però adesso, cugino, ti chiedo di non replicare qualcosa che ha fatto parte del video, ecco, che abbiamo mandato della lore. L'allagamento in Anche diretta. perché, a differenza della vecchia regia, quella nuova probabilmente potrebbe anche ucciderci. Quindi... Ma Vittorio, qual è il tuo momento preferito? È successo di nuovo! È partito da solo! ma questo è meraviglioso!
Vabbè, però non è esploso. A sto giro non abbiamo allagato lo studio. Un applauso. Vedi che si impara dagli errori. Però posso dire, la bottiglia che stappa da sola è la metafora perfetta della puntata 100 dei Barbari. Prendiamo i bicchierini. Dai, ne prepariamo uno anche per la regia che però berrà alla fine del turno. Quindi Vitto, qual è il tuo momento preferito dei Barbari Eleganti? A me mettine poco, che devo guidare. Il mio momento preferito dei Barbari Eleganti, guarda, direi quello per averla aspettata così tanto, la ritengo comunque la puntata più bella della storia dei Barbari Eleganti, e con la nostra amica Miscellinea, assolutamente. Sì. E se proprio non è quella, è difficile, ci sono tanti momenti particolarmente incredibili, però anche il film collegato da Israele, chi altro ti porta a qualcosa del genere? Guarda, io se posso dire la mia, chiaramente la numero 1, avendo stilato questa top insieme al presentatore, rimane chiaramente la puntata censurata, perché grande George mi rimarrà sempre nel cuore. Ma poi però forse quella che io contro chi è bellissima. Sì, è quella frase iconica. Però forse quella che mi è rimasta davvero in testa è proprio il carcere contro Franceschini. Perché è stato l'inizio dei Barbari Eleganti. Da lì Gazzola ha iniziato a vergognarsi e iniziare a non venire più. Ma ha ragione. È vero. Regia, secondo lei qual è invece il punto peggiore, chiaramente, non il momento più alto, peggiore tra quelli che ha visto? Io rimango sulla Miss. Cioè, anzi, Ma tu non c'eri nemmeno a quella puntata. No, io da quello che ho visto nella top 15, sì, soprattutto nelle frustate su Vittorio, questo è stato secondo me un momento che ha fatto ridere, riflettere, ma anche piangere. Però possiamo dire... ma è sottoscritto stai tranquilla, Sveva. Secondo me la puntata della Mistress, che comunque è ancora la puntata più vista sui canali social di questa radio, è stata forse la puntata più seria che abbiamo fatto, perché ne è uscita un'intervista molto seria. Pensa Bene, alle altre. Però signori. posso dire una cosa? Sì? Anche Good Morning Iran è stato... Signor Talebano, le C'ero facciamo io, i complimenti. c'ero io, regia. Io c'ero. Quest'uomo è venuto 5 puntate ed è riuscito comunque ad entrare nella storia. Il signor Talebano dice che mi ha visto sbiancate, regia, quando è successo tutto. Sì, esatto. E ne vado fiero di questa cosa. Bene, signori, un brindisi ai Barbari Eleganti. Ad altre 100 puntate, e speriamo di no, però. Speriamo di no. Bene. Ora c'è una piccola sorpresa che abbiamo preparato io e Sveva. Ovvero, avete presente il gioco ai mai? Che se avete fatto una cosa dovete bere e invece se no non dovete bere, o il contrario, com'è che era? Se l'hai fatta devi bere. Se l'hai fatta devi bere. Ecco, l'hai mai in versione Barbara, non nella versione che fanno i ragazzini di 15 anni, ma in una versione... Ti ricordo, io della patente ne ho ancora bisogno. La cosa divertente sarà vedere Vittorio ubriacarsi, perché palesemente... Vabbè, appoggi le labbra, lo devi bere per davvero, facciamo lo show, dai. Siamo pronti? Siamo pronti? Sì, ma mettiti il microfono. Ok, Siamo pronti? Cominciamo. Primo bigliettino. Dai, ovviamente devi rispondere anche tu. Certo, vediamo. Dai, l'hai mai in versione Barbara? Dei Barbari. Allora, avete mai guidato senza patente? Sì. Io sì, perché non ho la patente. Purtroppo no. Purtroppo No. mi associo al signor Rubeo, neanch'io. La verità è che le mie origini me lo impongono. Quindi si beve. Poi andiamo avanti. Avete mai rovinato la reputazione a qualcuno? A Matteo Gazzola. Ma scusa, io mi oppongo a questa domanda, cioè, ma come si fa a fare questa domanda? Cugino, bevi! Dai, cugino. Ma l'ho finito, che devo bere? Fatti versare ancora un goccio. Appoggia solo le labbra. Io non berrò perché non l'ho mai rovinata, ma mi è stata rovinata da voi. Ti è stata rovinata. Quindi berrò. Quindi berremo 2 volte noi invece. Esattamente. Bene. Poi. Vorrei che mi vedesse qualcuno mentre apro questi bigliettini. Non ho mai fatto danni ad una proprietà privata.
Bevo. Sì, beve. Siete delinquenti. Tu bevi? Io mi sa che torna a casa ubriaco dopo questo. Prego. Non ho mai aiutato qualcuno a fare qualcosa di illegale. Bevo. Questo bevo anch'io. Poi a telecamere spente ci dici cosa. Può essere considerato Mai. illegale montare le sigle di Barbere Eleganti? Sì. Almeno dovrebbe essere un reato contro il buon costume. Oltre alle inchieste contro Matteo Gazzola, che quello è un reato vero. Quello è un reato vero. Vai, un secondo. Allora, questa è interessante. Sì. Non avete mai fatto uso di droghe? Vabbè, le canne contano. Certo. La cocaina conta? No, quella no. Ah, beh, apposta. Cugino? Vabbè, cugino, tu sei la rockstar, dai, che cazzo? Io non mi sono mai fatta una canna. Beh, in tutto ciò saremmo su una radio, comunque non dovremmo dire queste cose. Però dai, Vabbè, oggi è poi concesso tutto, ne dai. parleremo a microfoni spenti. Oggi è concesso tutto. Però mi hanno messo una droga in un bicchiere, Questo è brutto. veramente? Questo è bruttissimo. Ma è tipico qua a Milano, non lo Non sapevi? era a Milano, è in Spagna. È nella capitale. È stato in Spagna. E vabbè, non Però conta. minorenne. Fuori dai confini nazionali. Minorenne, quindi ancora più Pure. grave. Diciamo che noi condanniamo questi gesti assolutamente riprovevoli. La gente deve essere libera di usare le droghe, ma con la loro volontà. Questa è l'opinione nostra e non quella condivisa dalla redazione di Radio Libertà. Ci teniamo a specificarlo. Spiegheremo sempre a microfoni spenti. Non ho mai anzi, non avete mai desiderato il partner di un amico. Vabbè, dai. Io sono un vero fratello. Ah. Quindi io che ho qua il bro codice scritto proprio tatuato, chiaramente non lo posso mai Vero, fare. però E devo pensa dire che ho anch'io. desiderato la tua di ragazza. No, non è vero, sto scherzando. Perché Sto qui la poligamia è scherzando. consentita. Sto scherzando, ma mi è capitato. C'è una regola per me, con una mia grandissima amica di Roma. Sì. Mai con gli ex delle amiche. Un saluto a Fede. Ma dopo 6 mesi va bene, dai. Va in Dopo 6 mesi prescrizione. va in prescrizione, esatto. Poi? Non volendo, a bigliettini chiusi, Sì. l'ultima, quindi l'ho fatta apposta che fosse l'ultima, non avete mai fatto sesso in un luogo pubblico. Vabbè, cugino. Sì. E vabbè, qua è un gran Sì. brindisi a tutti. Questo è l'intervento perfetto. Alla salute della regia, Alla comunque. salute della regia e le sue esperienze. Alla nostra salute, ragazzi. Alla nostra salute. Sì, e c'erano anche dei bambini. C'è da dire che c'è da dire, non posso dire tutti i luoghi in cui ho fatto in luoghi pubblici perché Servirebbe non so uno speciale di 2 ore. Non so di quanti questi sia legale oppure no. Beh, se in un luogo pubblico a prescindere non è legale. Vabbè, ma altri erano anche luoghi di culto, luoghi... Vabbè, i luoghi di culto. E sono diventati ancora più di culto dopo quello. Cugino, ti faccio i miei complimenti. Spiagge pubbliche. Bene. Negozi. Se la redazione non aveva ancora un motivo per cancellarci, ora glielo abbiamo ufficialmente dato. Chiudete questo cazzo di programma. Dopo che abbiamo fatto l'elogio delle cancellate droghe, il programma. Cancellate questo programma. Bene, ecco, sono appena entrati dalla redazione a dirci che il nostro programma è chiuso, è basta. cancellato per sempre, direi ottimo. Un brindisi al programma Un brindisi al cancellato, programma cancellato! Evviva! Ragazzi, io posso dire che dopo 100 episodi non avrei mai pensato di essere qui e sono Signori, veramente schifato signori. tutto ciò. Forse abbiamo un intervento dalla redazione? Sì. No, Mamma mia. abbiamo un intervento dalla rockstar definitiva. È la prima volta che la redazione interviene in diretta. Voi perché 100 puntate sono moltissime e sono meravigliose, noi siamo molto contenti, siete veramente favolosi. Detto questo, vi spacco le ossa appena uscite da qua. Ma mi perdoni, signor redattore, ma perché non c'è ancora cancellato il programma? Per avere l'opportunità di spaccarvi le ossa quando Ecco. Giusto, non fa una piega. Benissimo. Benissimo. Beh, signori, mancano 2 minuti, che vogliamo dire? Direi che dato che la nostra fantastica regista ci ha portato questo regalo incredibile della torta, direi Che di non soffiare tutti hanno apprezzato. Soffiare le 2 candeline. su 3 hanno apprezzato. No, non è vero, io Il stavo terzo- scherzando, ma il ho terzo- apprezzato pure io. Vabbè, va, per questa volta ti perdoniamo. Grazie. E non sarà l'ultima. O probabilmente sì, visto che siamo stati appena cancellati in diretta. Ma... Benissimo.
tanto per chi ci sta ascoltando e non guardando, il signor Talebano sta accendendo le candeline con la scritta 100. Alziamoci in piedi. Signori, occhio. 3, 2, 1. Evviva! Complimenti a noi. Signori, barbari eleganti. Complimenti ai barbari eleganti. È stato un bel viaggio, una bella esperienza, una bella avventura che probabilmente è appena terminata. Speriamo. E vabbè, ringraziamo la redazione per averci dato l'opportunità di fare 100 puntate. Esatto. Cioè, non una in più, non una in meno, 100 precise, perfetto. Noi, per gente autistica tipo me e Sveva che ci tiene a queste cose, alla precisione delle cose, è perfetta come cosa. E beh, ovviamente ringraziamo, a parte gli scherzi, la redazione di Radio Libertà per averci permesso di arrivare fino a qui. Ringraziamo gli ascoltatori, perché noi siamo qui, è vero, per cazzeggiare tra di noi, però è un servizio che prima di tutto è per il pubblico, perché altrimenti ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli. Però prima di tutto il ringraziamento va al pubblico che ci abbia seguito per 100 puntate, per 50 o solo oggi, e si starà chiedendo: ma chi cazzo sono questi che cosa stanno facendo, perché si stanno autocelebrando. Non vi preoccupate, se lo chiede chiunque. Se lo chiede anche noi ce lo stiamo chiedendo. Quindi noi vi ringraziamo dal profondo del cuore. È stata probabilmente, posso dirlo, l'esperienza più bella che ho fatto in questi 22 anni di vita. Cugino, un'ultima battuta. Beh, sì, direi anch'io. Cioè, a parte un paio di cose che forse sono a copulare nelle chiese, cose io non ho detto chiesa, ho detto luoghi di culto. Non ho mai moschee magari. Tra l'altro, delle cose che non sono entrate in best of molto divertenti sono le nostre 2 presenze al Pride e il nostro viaggio in Transnistria. Vero. Cioè, i barbari eleganti per il sociale, ricordiamolo. Vero. Dobbiamo salutare. Cugino, come si può salutare la con la nostra classica... prima di lasciarvi. Prego. Allora, volevo dire che siete dei maledetti. Sì, è vero. Sì. Però che in fondo, Sì. molto in fondo, sono contenta di essere la vostra regista. Molto in fondo. Mi sono commosso. Bellissimo. Redazione, dopo che la regia dice una cosa del genere non ci puoi cancellare. Come minimo arriviamo alla puntata 200. Sì, beh, ti ricordo che 2 minuti prima ha chiesto che venisse cancellato il programma comunque. Signor Talebano, saluti. Per l'ultima volta cancellate il programma, ma in maniera definitiva. Beh, Cugino, noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, se ci sarà, se no vi ringraziamo per averci seguito finora. E come sempre, amici, viva i piedi! Sempre più. Non mi accontento, io punto in alto. Chiamami Luca Maestro, quant'altro. Chiamami Tigre, re della notte. Sfioro il volante, le donne a frotte. Questione di stile e a me non manca. Sboccio moette, sciapo in banca. Tu che mi segui, hai già fiato corto. Vieni con me, sai dove ti porto. Andiamo a disoneste, si corre delle feste. Ghiaccio sul mio posto e troppo sulle vostre teste. Da caldo su una ghibli, e tu che cosa ridi? Se passo poi mi gridi, guardate c'è il maestro. Guardate c'è il maestro. La mia vita è un film, sei straordinaria. Io col sorriso più bello d'Italia. La mia routine non è mai banale. In Maserati in ogni locale, a modo mio in ogni occasione. Io senza limiti o imposizione. Interni in pelle filo su strada come una star, ma mai cambiata. Andiamo a disoneste, si corre delle feste. Ghiaccio sul mio posto e stroppo sulle vostre teste. Da caldo su una ghibli, e tu che cosa ridi? Se passo poi mi gridi, guardate c'è il maestro.
Andiamo a disoneste, si corre delle feste. Ghiaccio sul mio posto e stroppo sulle vostre teste. Da caldo su una ghigli, e tu che cosa ridi? Se passo poi mi gridi, guardate c'è il maestro.